Bacio. Guancia tocca guancia. Distacco. Di nuovo, la testa si inclina in diagonale. Caldo incontra caldo. Una stretta ruvida. Respiri pesanti. Scontro di denti. Il labbro inferiore di lui tra le labbra di lei. Suoni che ricordano stivali scalpicianti nel fango. Una ciocca dei capelli di lei si intruffola dentro e viene tirata fuori. Il sapore goma la ciliegia. La durata eterna. Ma quell'eternità si dissolse in un istante al suono di un beep. Un messaggio nel telefono di lei. Subito dopo ruppe il silenzio un altro beep. Un messaggio nel telefono di lui. Fu così deludente scoprire che entrambi, come sotto un incantesimo, non potevano sottrarsi alla chiamata della tribù. Quello che avete ascoltato è un brano tratto dal romanzo Il grande frastuono, ce l'ha letto il suo autore, Roy Henn. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Roy Henn è uno scrittore, traduttore e drammaturgo israeliano, ma ha studiato la nostra lingua e ne sono felice perché così può essere ospite di questo podcast. Le protagoniste di questo romanzo sono 3 donne: Gabriella, che ha 16 anni, Noa, che ne ha 40, e Zipora, che ne ha 66. Sono nonna, figlia e nipote, vivono a Tel Aviv e le conosciamo nel febbraio del 2020, in 3 momenti molto particolari delle loro vite. Un lutto, un compleanno e direi una resurrezione. I rapporti tra loro non sono idilliaci. Gabriella ha dei problemi con sua madre Noa, che a sua volta ne ha con sua madre Zipora. Le loro singole storie non possono comunque prescindere l'una dall'altra perché si pensano, si condizionano e perché ognuna è convinta che le sue sopracciglia stiano diventando come quelle di sua madre. Sullo sfondo dei loro movimenti c'è Tel Aviv, c'è Gerusalemme e c'è un mondo che letto ora fa una certa impressione. Partirei da qui, Roy, dal chiederti se e quanto è cambiato quel mondo che tu racconti. Anche nelle tue pagine aleggia la guerra, è come un sottofondo, oltre a diventare poi una profezia di Zipora. Ma forse quando scrivevi quelle pagine non immaginavi quello che sarebbe successo. Sì, questo romanzo è, purtroppo posso dire anche, diventato profetico. Ho scritto sulla guerra che arriva, abbiamo qui una profetessa che annuncia la guerra. Il libro è stato pubblicato a marzo 2023 e dopo qualche mese abbiamo la guerra, che è veramente una cosa orribile. Per voi sono delle notizie, per noi è veramente la vita. La mia editrice mi ha telefonato e ha detto: senti Roy, nel prossimo libro, per favore, scrivi qualcosa di ottimista, perché non possiamo vivere così. Queste 3 donne sono diventati veramente per me la salvezza in questo periodo, perché abbiamo qui 3 donne in cerca di silenzio, ma in effetti è la ricerca della pace. Cerchiamo la pace dentro di noi per fare la pace ovunque. Ti faccio un'altra domanda che esula dal libro, poi ci andremo ovviamente, ma vorrei, facendola, farmi portavoce di un dubbio che tante persone hanno qui in Italia. Che cosa pensano gli israeliani di quello che sta succedendo a Gaza? E poi, che cosa stanno facendo gli intellettuali? Tu pensi ancora possibile una mobilitazione tale da poter incidere sull'esito di quello che sta avvenendo? Io parlo sempre molto chiaramente di tutto questo e lo dico dal primo giorno della guerra, dopo questo giorno orribile di 7 ottobre, che era ovviamente non un atto di resistenza, ma un massacro orribile. Io conosco personalmente le persone che sono stati uccisi, rapiti, e per me questo giorno vive anche oggi. Ma allo stesso tempo mi vergogno
profondamente di quello che successe a Gaza al mio nome. Mi sento la colpa molto profondamente, anche se ogni sabato io e tutti i miei amici, gli artisti, gli scrittori, siamo nella manifestazione contro la guerra e parliamo ad alta voce. Mi sembra che qui nessuno sa com'è forte il movimento contro la guerra in Israele. E non sono in Israele. Io sento anche le voci a Gaza contro Hamas. E sì, come drammaturgo, devo credere in dialogo e credo. Devo credere in Israele senza Bibi Netanyahu e in Palestina senza Hamas. E devo credere che c'è un altro futuro per questi due popoli che devono vivere insieme. Ovviamente dobbiamo arrivare al momento dove c'è due stati vicini, Palestina e Israele. La mia famiglia è in Israele, che si chiamava Palestina, da 500 anni. Allora questa è la mia casa, ebraico è la mia madrelingua. Tutte le generazioni precedenti della mia famiglia parlavano arabo, avevano i vicini arabi, vivevano insieme. Perché non possiamo vivere insieme oggi? Perché gli estremisti urlano più forte? No, noi parliamo non più forte, parliamo senza voce. Il libro è un modo di parlare senza voce, ma può essere molto forte. Io parlo con gli attori di origini arabi palestinesi, lavoro con gli attori di origine arabi palestinesi. Quello che posso fare nel mio campo, io sono un soldato nel campo d'arte e questo è l'unico soldato che sono. Sono un pacifista, atea, ma allo stesso tempo io capisco che non possiamo vincere. I vincitori di ogni guerra sono sempre quelli che restano vivi. Tutti i morti hanno già perso la guerra. Dobbiamo pensare di domani, dei nostri figli. Io ho un figlio. Sì, siamo in una situazione incredibile e il mondo deve aiutare a costruire questo ponte. Sì, dobbiamo cambiare il governo, noi e loro, l'altra parte, ma dobbiamo costruire il ponte. Va bene, sì, Free Palestine, sono totalmente d'accordo, ma non from the river to the sea, perché questo significa che io non posso vivere a mia casa. Dobbiamo parlare, non c'è un'altra soluzione che la diplomazia. Per costruire questo ponte dobbiamo promuovere il dialogo e per esempio boicottare gli scrittori israeliani. Questo aiuta Netanyahu, perché noi, gli artisti israeliani, siamo gli alleati di quelli che cercano la libertà o la pace. Va bene, andiamo al romanzo. Il passaggio non è così brusco come sembra, perché lo dicevi anche tu, questa è una storia che parla di pace, sia su un piano individuale che su un piano collettivo. Dicevamo di questa linea matriarcale un po' ammaccata, in cui il silenzio e la parola, la sordità e i suoni, non a caso si chiama il grande frastuono, hanno un ruolo molto importante. Ci racconti? Viviamo in un tempo molto rumoroso, diciamo. C'è un grande frastuono nella nostra vita ovunque. Quando noi apriamo il telefono, tutto il mondo è lì. Like o non like, unfriend, friend. Cerchiamo solitamente affermazione. Essere in silenzio per noi in questo momento fa paura. Ma per me è un luogo molto interessante, questo silenzio, che anche a me fa paura, ma mi piace andare dentro la paura, perché per esempio adesso parlo italiano con voi, sì, mi fa paura di essere non intelligente, non così divertente come sono nella mia madrelingua, non poter essere in controllo, ma è importante a volte di perdere il controllo. Queste donne mi hanno portato in un viaggio senza telefono. Volevo anche chiamare il libro 3 donne senza telefono. Gabriela, il violoncellista di 16 anni, introversa, modesta, sottile, intelligente, che va in un viaggio nella città, salta la scuola per incontrare il suo primo amore, Jonathan, e lei è senza telefono perché ha lasciatolo a casa, perché non voleva che sua madre sapeva dov'è. Abbiamo Noah, la mamma di Gabriela, che è totalmente diversa di lei. Lei parla senza sosta, lei lavora nella municipalità di Tel Aviv, parla come... questa è la sua professione. Lei riceve un regalo per il suo compleanno di 40 anni,
un retreat di silenzio che per lei è veramente un incubo, e in questo retreat ovviamente è vietato di essere con il telefono. Allora anche lei deve entrare in questo silenzio e incontrare se stessa, ovviamente. Zipporah, la nonna, ha un incidente con un monopattino elettrico che noi abbiamo molto a Tel Aviv, e il suo telefono è rotto e adesso lei deve essere con se stessa. Il genere si cambia. Il romanzo comincia in un realismo puro, intimo. Se non hai la pazienza di piangere con una ragazza, non meriti di incontrare Noah, che è più divertente, più erotica, è una bomba di energia. E se non hai la pazienza per tutte queste parole di Noah, non meriti di incontrare la nonna, dove il romanzo si fa un cambio e diventa un po' realismo magico, perché c'è la voce di Dio, c'è la profezia. Sì, ho provato ad imparare il mondo di silenzio con questi personaggi, ma alla fine ho cominciato un dialogo con i lettori. Hai anticipato un po' questi 3 caratteri di cui ti avrei chiesto. Dici un pochino di Gabriella, che è appunto un adolescente e in pochissimo tempo conosce l'amore e il dolore, proprio in un arco temporale molto breve. Che ragazza è lei? Gabriella è l'incontrario di me. Io ho saltato la scuola molte volte e non ho finito anche la scuola alla fine. E Gabriella è una bravissima studentessa, una musicista classica, che significa che per lei tutto deve essere preciso. La nota re è la nota re, non è do e non la. Lei è molto sincera con se stessa e con gli altri. È una ragazza molto silenziosa, ma dentro di lei c'è un monologo, c'è un piccolo vulcano, un monologo eterno. Lei sente tutto. È una di quelle ragazze che noi vediamo e pensiamo: oh, che bravissima, oh, che carina. Ma non vuole essere sempre carina e bravissima. A volte vuole essere innamorata, pazza, fare le cose vietate. E in questo giorno, quando noi facciamo questa passeggiata con lei a Tel Aviv, mentre nella classe si studiano letteratura, lei entra in una libreria. Mentre che si studia storia, lei si ricorda la sua storia personale con questo Jonathan. Questa parte, devo dire senza fare lo spoiler, questa parte finisce in un modo non felice, ma aspettatevi, lettori, per favore, avete fiducia nel scrittore, io non vi lascerò senza speranza. E invece sua madre, dicevamo, è una che non sta mai zitta. Queste 24 ore all'Isola del Silenzio, che è il regalo che suo marito e sua figlia le fanno per i suoi 40 anni, si trasformano invece in un'avventura. Che cosa scopre Noah il giorno del suo compleanno? Che il silenzio che cerca si trova a casa. Lei scappa da casa, lei vuole, alla metà della sua vita, a 40 anni, lei spera di trovare un'altra vita. Come tutti noi, no? Una vita parallela. La vita degli altri è sempre più rosa, sempre più interessante. In questo momento della vita, sua mamma si comporta come una bambina e sua figlia si comporta come una vecchia. E lei deve comportarsi come una donna di 40 anni. Ma come deve comportarsi una donna di 40 anni? Ci sono vari temi che mi interessano in questa parte. Me Too, che è una rivoluzione molto importante, che anche oggi, quando tutti questi uomini con il suo ego grande provano di mantenere la posizione, mi manca personalmente molto la voce femminile nel governo. Non perché non esiste, ovviamente esiste, ma tutti questi cretini continuano a far tacere alle donne, anche se per me la soluzione è nella voce femminile, è lì. E con l'aiuto di Noah, Gabriella e Zipporah ho provato di sentire, di ascoltare questa voce. Qui Noah ha un monologo per me importantissimo che spiega cos'è
veramente la rivoluzione del Me Too. Non significa che non possiamo essere romantici, che non possiamo amare o incontrare qualcuno in una festa la sera, ma c'è un modo di rispettare l'uno l'altro. E lei, come una donna già matura, con esperienza nella vita, spiega come le donne vogliono essere amate a un ragazzo giovane. E poi abbiamo Zipporah che, appunto, come dicevi, dopo questo incidente in cui viene travolta dal monopattino elettrico, inizia a dialogare con Dio. In realtà è Dio che vuole dialogare con lei non ha nessuna intenzione di parlare con lui. Esatto, lei preferisce parlare con gli scrittori morti, come Joyce per esempio, che ha tradotto Finnegan's Wake, un libro che veramente è quasi impossibile di leggere in originale. Joyce l'ha scritto quando era mezzo cieco a Parigi già, e si sente. E Joyce, che è ovviamente il mio eroe, io ammiro Ulysses, che per me è un romanzo, un capolavoro geniale. Ma lei incontra Dio. Dio cerca una traduttrice, perché il popolo non capisce più quello che dice. Vuole annunciare che arrivano pandemia, guerra e grande frastuono. Grande frastuono è il nome di questo libro. Zipporah ha regalato questo nome a questo libro. La citazione va dalla Bibbia, il libro di Geremia, il profeta Geremia. Si ode un rumore che avanza e un grande frastuono. Cos'è questo grande frastuono? Cerchiamo noi, insieme con Zipporah, che all'inizio non vuole parlare con il mondo perché preferisce essere dietro le quinte come una traduttrice. E lì Dio le chiede di aprire il cuore, di andare fuori dal suo nido che lei ha costruito, dove non c'è un uomo, non c'è nessuno. Lei ovviamente ha una relazione difficilissima con sua figlia, ma adora la nipote, ovviamente, che è una classica, mi sembra. E lei deve aprirsi, deve andare, deve uscire da se stessa. In tutte e tre le storie di queste donne a un certo punto fa incursione la modernità sotto forma della tecnologia, no? Tu parlavi del telefono, ma ci sono anche altre storie. Gabriella e Jonathan sono oggetto di un video, girato di nascosto, modificato e poi fatto circolare tra i compagni di classe. Noah subisce un questionario attraverso un'app per verificare il suo consenso. E anche Zipporah diventa una star su YouTube, riconosciuta per strada, le offrono addirittura i caffè, dopo che qualcuno l'ha filmata mentre arringa in piedi sul sedile di un vagone di un treno. Che relazione c'è tra la tecnologia e la stupidità umana? Bella domanda. Una relazione diretta. Noi abbiamo regalato ai nostri figli questo oggetto magico, il smartphone. Ma per qualche ragione questo phone non è così smart. Noi siamo cresciuti senza telefono. Per noi è un gioco, un nuovo gioco, ma per loro è già la vita. Il mio figlio non mi chiederà: papà, qual è il nome del primo album di Beatles? No, va a cercare su Google. Questa cosa è, da un parte, non voglio essere uno di questi anziani che la tecnologia si distrugge tutte le nostre relazioni. Ma sì, ma per me è ovvio che questa AI, noi preferiamo un'intelligenza artificiale. Ma perché l'intelligenza deve essere artificiale? C'è l'intelligenza non artificiale, che è più interessante. L'intelligenza che si basa sull'esperienza personale di qualcuno. Tu hai vissuto una vita interessante e adesso hai le storie a raccontare. Non qualcuno ha raccolto tutta la sapienza umana, tutte le informazioni dell'internet e adesso ti racconta in 3 secondi tutto. Per me è pauroso perché per me l'unica cosa interessante in questa vita brevissima che noi abbiamo è gente, persone, esseri umani. È l'unica cosa interessante. Per questo io imparo le lingue, per esempio. Perché sì, si può parlare con un cinese con l'aiuto di Google Translate, ma le parole hanno sempre di più che la significazione dizionaria.
Il Dio del tuo libro, un Dio che dice: non distinguo tra una kippa e un burqa, non vi vedo da fuori, vi vedo da dentro. Dice a Zipora che scoppierà una grande pandemia e poi ci sarà un grande frastuono. E tutto questo affinché gli uomini imparino a vivere insieme. Lo crede solo questo Dio che hai creato sulla carta o lo pensi anche tu? È interessante perché sono ateo, allora non ci credo in Dio, ma ogni giorno parlo con Lui. Ogni giorno gli spiego che non ci credo in Dio e scusami, vai a qualcun altro, io non sono l'indirizzo giusto. Non mi piace questo Dio che ha scelto questo popolo e non questo, che pensa che quelli sono buoni e quelli sono cattivi, che questo è un peccato, che non possiamo mangiare questo o indossare questo. In questo Dio non posso credere, ma in una forza, possiamo chiamarla la natura, o non lo so, il mondo, una forza che unisce tutti noi. In questo voglio credere. Credere nell'uomo, nell'essere umano. Noi siamo qui insieme. È così peccato spendere tutto il nostro tempo sulla differenza tra noi. C'è la differenza tra noi, e questo è quello che mi piace così. Siamo diversi, non siamo simili, ma possiamo vivere insieme. In questo Dio io provo a credere. Ma credi anche, come dice lui, che passare attraverso questo grande frastuono sia necessario per unirsi? Sì, dobbiamo trovare il silenzio insieme. La pace non è una cosa che si può fare da sola. Io non posso essere a casa e dire: io non litigo con nessuno, io non vado all'esercito, io non ho ucciso nessuno, io faccio la pace da solo a casa. Questo non è possibile. Io devo lavorare per la pace, essere attivo per la pace. Io devo pensare sul serio cosa ho fatto per la pace oggi, cosa ho fatto per costruire queste ponti. E per me, come israeliano, è un obiettivo pratico e reale. Posso fare le cose. Non solo andare alla manifestazione, che è importante, ma non solo. Posso trovare alleati nel mondo arabo-palestinese. Io sono stato una parte di un gruppo israelo-palestinese e ho incontrato gli adolescenti da Gaza. Oggi non si può immaginare. Siamo stati 20 o anche 25 adolescenti di 16 anni, più o meno, e abbiamo parlato di tutto. Dell'amore, hobby, cosa amiamo fare dopo la scuola. È un sogno. E anche lì era un incubo, questo sogno. Era difficile sempre. Sono stato a piazza quando hanno ucciso Rabin. Mi ricordo, avevo una maglietta con il simbolo di pace, qui che io ho disegnato. Avevamo cantato insieme la canzone per la pace. Sì, mi dicono, sei naivo, sei cretino, non vedi quello che è successo. No, ma vedo tutto, veramente vedo tutto e capisco tutto. Non ci sono soluzioni semplici per la situazione complessi come questo, e non credo che possiamo cantare Imagine di John Lennon, non tutto sarà bene, ma dobbiamo cominciare. Oggi, se vogliamo che in 3 generazioni arriverà la pace. Israele e Germania oggi è 2 paesi che possono lavorare insieme. Non era possibile quando io sono nato di immaginare che il mio fratello, per esempio, vivrà già 11 anni a Berlino, ma lui vive lì. E per lui è il luogo più libero e cosmopolito nel mondo. Per me mi dà la speranza che forse un giorno, in una generazione, 2 generazioni, 3 generazioni, qualcuno da Gaza sceglierà di vivere a Tel Aviv, perché per lui sarà un luogo libero. Noi dobbiamo cominciare con la nostra colpa. Questo è l'inizio. Ognuno deve pensare cos'è la mia colpa, non la colpa di altro, perché questo è facile. Io lo so cosa mi hanno fatto male, ma cosa io ho fatto? Non lui, non il mio vicino, io personalmente, cosa io ho fatto male e come posso correggere questa colpa. Vorrei concludere leggendo una frase che scrivi verso la fine del libro.
Urlare come una bestia prima del macello, questo lo deve fare. È terribile essere macellati in silenzio. Anche se urlare non cambierà nulla, perlomeno la sua voce risuonerà nella testa del macellaio. È forse questo il vero grande frastuono che possiamo fare. Forse sì. Purtroppo. Abbiamo dato voce al grande frastuono di Roy Henn, l'aggiuntina editore. Voce ai Libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Filippo Mainardi. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.